L'installazione di alcune stazioni meteorologiche in un territorio come una grande città come Catania, appunto, è di grande utilità sia da un punto di vista statistico-scientifico, ma anche da un punto di vista di protezione civile, perché all'interno dello stesso territorio di una città vi possono essere dei microclimi, ad esempio a Catania nelle zone sud piove meno che nelle zone nord, e quindi avere i dati online è di estrema importanza. I dati però devono essere corretti. L'Organizzazione Mondiale Meteorologia dette determinate regole affinché appunto questi dati possano essere validati. C'è da dire che la stazione esaminata non rispetta assolutamente questi standard. La stazione è poggiata su un muro che fa ombra, quindi non permette alla pioggia di poter cadere. Fra l'altro ci sono degli alberi in alto che appunto fanno da ombrello alla stessa stazione. Il termometro non può segnare la temperatura giusta perché è poggiata sul muro e segna la temperatura del palazzo, non quella dell'aria, e anche l'anemometro così basso, protetto da tanti palazzi, non può dare i valori di vento corretti. Per cui dispiace dirlo, ma quella stazione non è assolutamente a norma e soprattutto è stato uno spreco di denaro se non viene posizionata nel modo più giusto.